Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che è intervenuto in merito alle elezioni amministrative di Catania del prossimo maggio. In questo momento, come sempre accade in questi casi, sono usciti vari nomi su cui non mi permetto di fare valutazioni, ha detto Schifani. Quello che mi sta a cuore, ha aggiunto, è individuare una candidatura inclusiva e non divisiva che consenta al centrodestra di andare unito sin dal primo turno e di vincere con ampio margine, con sicurezza. Il presidente del Tribunale amministrativo regionale di Catania, Pancrazio Maria Savasta, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha evidenziato alcune tematiche fondamentali per il territorio etneo. In particolare Savasta ha segnalato un netto calo dei ricorsi presentati sulle assegnazioni degli appalti. Il dato paradossalmente è preoccupante poiché, sottolinea il presidente del TAR, il contenzioso, specie negli appalti pubblici, è indice del movimento del mercato. La chiave di lettura può essere duplice, il calo potrebbe derivare infatti da un minor numero di appalti banditi nella nostra regione, il commento di Savasta. In soli 3 giorni un morto e 2 feriti gravi sul lavoro ad Avola, Palermo e Augusta. Servono prevenzione e controlli, non lacrime di coccodrillo. Con queste parole la segretaria generale della UIL Sicilia, Luisella Lionti, ha commentato la notizia dell'incendio avvenuto ieri sera nello stabilimento ISAB Lukoil, in cui un lavoratore è rimasto ustionato. Bisogna colmare, ha aggiunto, quei buchi negli organici degli ispettorati del lavoro che sono un indice di complicità a chi gioca quotidianamente sulla pelle degli operai. Adesso sollecitiamo un confronto urgente con il governatore Schifani per sapere cosa vuol fare e in quanto tempo. Prosegue la lotta all'abusivismo edilizio nelle isole Eolie. I carabinieri hanno individuato alcuni fabbricati non conformi ai progetti rilasciati e in violazione delle norme paesaggistiche. Il personale dell'ufficio tecnico del comune di Lipari ha supportato i militari nella verifica delle difformità riscontrate. A seguito delle verifiche sono state denunciate 7 persone. In 2 casi è stata accertata la realizzazione di opere abusive consistenti nell'aver collocato 2 roulotte in sede stabile con relativi allacci idrici a cisterne, al fine di farne 2 unità abitative da utilizzare come vere e proprie case a uso stagionale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.